è stato, secondo me, un misunderstanding, cioè noi non le abbiamo mai detto no ai tamponi, abbiamo sempre detto sì ai tamponi, ma in sicurezza. Ed in sicurezza nel parcheggio vicino alla farmacia di San Biagio il vice segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Famiglia, Luigi Faggian, esegue i tamponi ai propri pazienti. Ai medici la ASL 2 ha fornito i DPI indispensabili per svolgere in modo corretto le visite per il tampone. L'unico problema per noi è che in alcuni ambulatori non c'è la sicurezza dal punto di vista sanitario nel farli. Il semplice fatto che non abbiamo linee separate tra Covid e non Covid. Per questo motivo il dottor Faggian e i suoi colleghi eseguono i tamponi in strada ai loro pazienti su appuntamento, altri ancora in luoghi messi a disposizione dai comuni. Tutti stanno dando il massimo e anche volentieri, prosegue il dottor Faggian, orgogliosi di poter svolgere un servizio utile alla collettività. Il lavoro però va a sommarsi alla già consistente mole di lavoro e alla burocrazia richiesta per la gestione dei pazienti Covid. La parte di tracciabilità dobbiamo assolutamente lavorare di concerto sia con l'azienda che con la regione per accelerare tutto quanto il sistema burocratico di registrazione del dato e di tracciabilità di quelli che sono i contatti del caso positivo. Un protocollo chiaro su chi deve fare cosa in termini di tracciabilità e in termini di contumacia. Adesso si rischia che sulla stessa persona viene fatto il doppio lavoro. Dipartimento prevenzione, medico di famiglia fanno la stessa cosa.